39esima edizione del Giglio d'Oro, organizzato da Saverio Carmagnini, che quest'anno è ad un passo dai 40 anni dalla 40esima edizione. Premiato come miglior professionista dell'anno Vincenzo Nibali, premiato invece come atleta vincitore del titolo tricolore Franco Pellizzotti. Umberto Zini come miglior promessa, quindi premio per il miglior juniores, vincitore del Giro d'Italia Ryder Hesjedal, miglior atleta internazionale Joachim Rodriguez, e poi abbiamo il premio a Dario Nardella, premio Gino Bartali, premio Moreno Moser come miglior rivelazione dell'anno, e premio invece quest'anno una novità per quanto riguarda questo Giglio d'Oro, premio della challenge intitolata a Tommaso Cavozzo per Pietro Sarti. Invece per quanto riguarda il premio intitolato ad Arturo Sant'Elia, vincitore è stato incoronato Riccardo Magrini. Andiamo ad ascoltare i numerosi ospiti che sono intervenuti. Una novità nella 39esima edizione del Giglio d'Oro è l'introduzione all'interno di questa giornata di premiazioni del Memorial Tommaso Cavozzo, un memorial che ricorda l'atleta dell'Aquila Ganzaroli tragicamente scomparso durante un allenamento, un memorial che si compone di una challenge che ha visto quest'anno prevalere, per quanto riguarda la categoria esordienti secondo anno, Pietro Sarti della Società Ciclistica Gastone Nencini. Abbiamo proprio Pietro Sarti qui con noi, una bella challenge che vi ha visto combattere su tutta la stagione e alla fine è arrivato a questo bel risultato. Sì, quest'anno è arrivati bis dopo aver vinto per la prima volta questo memorial l'anno scorso, e ci ho tenuto molto in entrambi questi anni a vincerlo, perché Tommaso era un atleta, abitava non molto lontano da casa mia, perciò ci ho dato tutto per fare i bis quest'anno, e ringrazio tutti i compagni, direttori sportivi, mi hanno sempre aiutato e seguito. Per te una stagione davvero soddisfacente, al di là della vittoria nel Memorial Tommaso Cavozzo, un 2012 positivo? Sì, l'attività su strada, successi non sono arrivati purtroppo, ma sono riuscito a vincere questo Memorial che reputo molto importante dopo aver vinto il provinciale, e sono arrivati molti piazzamenti e sono contento lo stesso. Prossimo anno? Prossimo anno dovrei passare nella Campi Bisenzio e vediamo di mettere in relazione lo studio e gli altri impegni. Marco Cavozzo, padre di Tommaso Cavozzo, quest'anno inserito il Memorial Tommaso Cavozzo all'interno delle premiazioni del 39esimo Giglio d'Oro. Un'amicizia, quella che ti lega a Saverio Carmagnini, che va avanti da tanti anni, una grande passione verso il ciclismo e anche una battaglia da combattere insieme per cercare di migliorare la sicurezza per i ragazzi. Sì, certamente un grazie va a Saverio, che ha avuto questo pensiero veramente positivo nei miei confronti, ma soprattutto nei confronti di mio figlio, perché ha trattato questa questione con il cuore proprio. E naturalmente io ho un obbligo morale nei confronti di mio figlio di portare avanti questa battaglia per la sicurezza dei ragazzi che si mettono in strada, e Saverio sono convinto che sarà un mio compagno in questo viaggio, in questa dura battaglia, perché c'è da fare una battaglia nella società civile, e comunque anche il ciclismo non può esimersi da farsi un esame di coscienza e vedere all'interno dei suoi meccanismi cosa può fare e cosa può migliorare. Niente, comunque un grazie anche a tutti i partecipanti, alle società che hanno organizzato il memorial di mio figlio e che ora sono tutte presenti, e grazie anche alla stampa se produce e diffonde questo messaggio. Da quel tragico giorno nella strada che porta a Rufina, tanta strada è stata percorsa, qualcosa è stato fatto, qualche risultato si è già iniziato a vedere. È stata intitolata una pista a Tommaso Cavozzo, una pista per far allenare i ragazzi, già questo è un primo passo. Qualche istituzione sta rispondendo? No, assolutamente, quello è stato diciamo, un primo passo, ma un passo importante, perché è un segnale a poche centinaia di metri da dove è successo l'incidente. Grazie all'iniziativa della Ciclistica Val di Sieve, che è una delle società organizzatrici del Memorial, e ai fondi della Banca di Credito Cooperativo e al Comune di Rufina, è stata realizzata questa pista di circa 600 metri e oltretutto bellissima, è una locazione bellissima che è sfruttabile
per i ragazzi che vorranno andare a allenarsi, giovanissimi, ma anche per altri sport, la corsa a piedi, i pattini a rotelle, per tenere fuori i ragazzi dalla strada fino a quando la strada non sarà sicura. Una maglia tricolore che segna un grande rientro e gli organizzatori del Giglio d'Oro te lo hanno voluto tributare questo premio. Franco Pellizzotti, tornare al ciclismo agonistico con una maglia tricolore è davvero una grande soddisfazione. Hai dimostrato in questa stagione quanto vali e credo che questo sia sotto gli occhi di tutti. 2012 esaltante. Sì, è stato per me una stagione, una parte di stagione molto importante, forse una delle più belle, perché essere appena rientrato e neanche dopo un mese indossare una maglia così importante non è da tutti i giorni. E poi dopo aver vinto questa maglia sono riuscito anche se non sono riuscito a vincere neanche una corsa col tricolore addosso, però se vado a guardare bene ho ottenuto tantissimi risultati, forse una delle stagioni con più risultati all'attivo, quindi sono contento di questo, di aver concluso questo 2012 così e diciamo che speriamo di iniziare il 2013 come ho finito il 2012. A 2 anni dal successo nel Giglio d'Oro, Vincenzo Nibali si riaggiudica questo prestigioso premio. 39esima edizione del Giglio d'Oro, un premio prestigioso perché, come dicevamo con Saverio Carmagnini, calcolato sugli effettivi piazzamenti e risultati ottenuti durante la stagione. Un premio che ti ha visto prevalere quest'anno con grandi risultati, specialmente nelle corse a tappe, e una maturazione che abbiamo visto tutti al Tour de France. Ma cosa devo dire, sono veramente contento di essere qui, di ricevere questo premio per la seconda volta, quindi anzi forse anche la terza volta, perché ho vinto quello che riguardava un po' i giovani, quindi sono molto contento di ritornare qui e sono state anche un po' in tempo passato le mie strade d'allenamento, quindi vedo anche un po' di gente, amici e tutto il resto. Riguardo la stagione sono più che contento di come è andata, perché è stata una stagione molto, molto piena sia dall'inizio che alla fine, sono riuscito a vincere e quindi non potevo chiedere di più. Prossimo anno una nuova sfida, ti rimetti in gioco per cercare ancora più risultati, corse a tappe ma non solo, perché c'è l'appuntamento con il mondiale. Ma l'anno che verrà sicuramente è una stagione anche molto importante per quanto riguarda sempre quegli appuntamenti sportivi, e poi c'è il mondiale in Toscana, qua vicino, proprio a pochi chilometri qui da Firenze, quindi ci sarà la salita di Fiesole. Ho avuto modo di poterla vedere, quindi già una salita molto impegnativa, misura circa 4 km, poi c'è un altro stop nel finale, quindi un percorso molto impegnativo a mio vedere. Sarà un percorso quindi che vedrà giocarsi il successo tra gli uomini di resistenza, gli uomini che se la cavano bene in salita, anche se, come dicevi, la salita è solo 4 km, ma ripeterla più volte potrebbe fare la selezione. Ma sì, col discorso che siamo un po' a fine stagione, un po' di stanchezza e via dicendo, quindi una gara sempre impegnativa come il mondiale, una serie di 4 km ripetuta 12 volte sicuramente può far male. Prossimo anno sarà la 40esima edizione del Giglio d'Oro, chissà che non arrivi la terza vittoria. Ma diciamo che non mi piace, come al mio solito, fare dei grandi pronostici, però io spero magari di essere sempre in prima linea come ho sempre fatto fino adesso. Grande ospite della 39esima edizione del Giglio d'Oro, Francesco Moser, ospite gradito all'organizzazione, grande campione del passato, ma soprattutto presente perché il nipote Moreno è premiato come rivelazione dell'anno nel mondo ciclistico professionistico. Moreno ha fatto una grande stagione, lo abbiamo sentito appena ieri, ha detto: pensando a come era un anno fa, avevo appena finito la mia carriera nei dilettanti, non mi sarei mai aspettato di arrivare a fine del 2012 con un risultato così. Nessuno poteva aspettarsi questi risultati, magari che potesse fare qualche bel piazzamento con le più rosee previsioni magari una vittoria, ma arrivare a vincere 2 corse importanti più il Giro della Polonia con le tappe, insomma, e poi è andato anche in nazionale, insomma, ha dimostrato di avere le doti. Adesso spetta a lui riconfermarsi, deve per questi prossimi 10 anni pensare solo a fare il corridore, perché chi ha le possibilità deve sfruttarle fino in fondo, non è che si può magari perdersi per strada. Ha dimostrato di avere le doti del corridore
e adesso deve perfezionarle e farle fruttare, questo è il suo compito. Famiglia Moser, sempre grande protagonista, anche tuo figlio Ignazio è nel mondo del ciclismo dilettantistico. Dopo un anno, il primo anno nella categoria juniores, un po' in forze, è tornato, ha ritrovato gli stimoli e diciamo che i risultati stanno arrivando anche per lui. Sì, è andato abbastanza bene, ha fatto diversi piazzamenti, una vittoria, poi è andato anche in pista e adesso passa in questa squadra che la BMC fa di Continental, dove correranno fra i dilettanti anche certe gare dei professionisti, e così comincerà a assaggiare questo ambiente. Poi è chiaro che dovrà dedicarsi e fare più il corridore, perché io glielo dico sempre, ma i giovani sono così, insomma, non hanno troppe le cose facili, allora gli sembra che a correre in bici si possa anche fare un'altra vita, invece uno che decide di correre deve fare solo quello. Alfredo Martini ripete spesso come sia molto più difficile fare il ciclista ai corridori oggi di quanto lo era ai tempi di Alfredo Martini e forse anche ai tuoi. Forse c'era meno distrazioni, ragazzi. La bicicletta era vista, lo sport del ciclismo era visto come un riscatto sociale, adesso invece è molto più difficile. Vanno apprezzati i ragazzi che si dedicano a questo sport. Sì, apprezzati, però bisogna anche metterli davanti che se hanno deciso di fare questo lo devono fare fino in fondo, perché se gli diamo anche le scusanti allora non va bene, no? Io sono dell'idea che uno che decide di fare il corridore deve dire che ha le doti, chiaramente, non è, se uno non ha le doti è meglio che smetta, ma uno che ha le doti deve pensare che per 10 anni o 12, quelli che sono, deve fare questo mestiere, deve fare certi sacrifici, certe rinunce. È vero che oggi ci sono più tentazioni dappertutto, il mondo è cambiato, perché quando ho cominciato a correre io, per dire, i telefonini non esistevano, l'internet non c'era, tutte queste cose, l'affare che mettono tutto quello che fanno sul Facebook, io sono contrarissimo, io non direi niente a nessuno di quello che faccio, ne parlano già troppo anche i giornali. Un'ultima parola sul Giglio d'Oro, 39 anni di storia per questo premio che è legato indissolubilmente alla storia del ciclismo. Io sono stato il primo a vincerlo, l'ho vinto parecchie volte, perciò so cos'è il Giglio d'Oro. Si veniva qui quando ancora il ristorante di Carmagnini era piccolissimo, adesso c'è anche l'hotel e è tutto un altro ambiente. E speriamo che questo possa continuare ancora per tanti anni e che magari qualcun altro della famiglia Moser lo vinca. Un grande amico di Saverio Carmagnini, Alfredo Martini, a capo della commissione del premio del Giglio d'Oro, un premio che abbiamo detto anche con gli ospiti che ti hanno preceduto, 39 anni di storia. Sono davvero tanti, anche perché è un premio che va al merito, premia i migliori risultati ottenuti dagli atleti e quindi un premio che è oggettivo, al miglior professionista dell'anno. Lo sai, quando ci si riunisce per questa festa, per questa premiazione, no? Vengono in mente anche quelli che sono stati i fondatori e poi c'hanno come Nencini, come Vasco Baroni, no? Mi sembra quasi impossibile che non siano presenti anche loro, però questa è una festa che è sentita perché è una premiazione vera, attraverso una classifica vera, con delle corse importanti, e questa classifica, quest'anno il premiato è per la seconda volta consecutiva, è Nibali, Vincenzo Nibali, questo campione che dall'alto della sua classe ci ha fatto fare bella figura un po' internazionalmente, e poi insieme a lui c'è Moreno Moser, che il suo primo anno da professionista ha attratto l'attenzione di tantissima gente, di grosso pubblico, e poi questo il campione italiano Pelizzotti. Lo vedi, Pelizzotti c'è da fare un discorso a parte. Pelizzotti è una dimostrazione, dopo essere stato fermo per diverso tempo, quasi 2 anni, è rientrato e dopo poche corse ha vinto il campionato italiano. Cosa vuol dire? Vuol dire che si può vincere anche senza ricorrere agli artifici, e questa è la cosa più importante. La cosa più importante è la cosa che fa più cultura di tutte. Oggi è una premiazione forse fra le più importanti, perché premia tanti giovani. Ci sono tanti giovani, questi ragazzi ai quali cosa
cosa si dice ai ragazzi? A questi ragazzi, prima di tutto che se hanno scelto di fare del ciclismo e hanno scelto bene, secondo il mio modesto parere, e devono avere fiducia in quello che hanno scelto di fare, devono crederci, e nel crederci occorre che abbiano un comportamento, se vogliono diventare dei corridori, se lo fanno per raggiungere traguardi ambiziosi, devono convincersi che non si può andare a divertirsi troppo spesso. Dove c'è scritto in quei locali no limit, non è il suo posto. Per arrivare a raggiungere traguardi importanti occorre fare la vita da corridore e naturalmente questa comporta delle rinunce. I ragazzi che sanno rinunciare penso che abbiano poi soddisfazione in seguito, che possano fare anche una buona carriera. Insomma, il ciclismo sta rinascendo grazie ai loro attori principali, ai corridori che stanno dimostrando, come ha fatto Pellizzotti, come sta facendo Nibali, come ha fatto Visconti lo scorso anno, i tanti italiani che stanno sulla breccia e riescono ad ottenere grandi risultati. Si può fare ciclismo nel migliore dei modi senza ricorrere ad artifizi. Questo è ciò che loro stanno dimostrando, è il più bello sport per il ciclismo. Lo sai, bisogna anche riconoscere una cosa, che negli ultimi anni, negli ultimi 4 anni, con una buona progressione siamo andati migliorando. Ora non è più come 10 anni fa, che non ti raccapezzavi, adesso lo vedi chi fa veramente fatica vera, quella giusta, quella che appare senza bluffare. E la gente questo lo capisce, però che il ciclismo ha un grosso pubblico con sé, un pubblico che lo segue sulle montagne, lo segue nelle pianure, che sta 2 giorni in cima alla Marmolata per vedere l'arrivo di una tappa. E questo, e per il ciclismo avere questo pubblico è quello che lo sorregge di più. Renato Di Rocco, presidente della Federazione Ciclistica Italiana, che bella festa al Giglio d'Oro, ogni anno è sempre una grande festa, un premio che è alla soglia dei 40 anni, ricordavamo con Carmagnini, compirà 40 anni l'anno del mondiale, una coincidenza importante. Sì, è come dire, è tutto scritto, ma sono particolarmente felice perché Saverio con questa festa sicuramente riesce a premiare l'eccellenza agonistica italiana, sempre i migliori atleti. C'è un albo d'oro straordinario, poi ahimè ho partecipato alla prima edizione, ero segretario all'epoca dell'Unione Ciclistica Professionisti, una lega attuale, per cui ho sempre vissuto la storia di questo premio, tutti i corridori che vi hanno partecipato e che sono stati premiati, un comitato molto attento nel giudicare tutti i riconoscimenti, per cui gli dico davvero grazie, perché anche le feste fanno parte del patrimonio del ciclismo e celebrano in tutte le maniere, ripeto, i nostri migliori atleti, in questo caso Nibali siciliano, che ha un cuore tutto toscano e quindi si sente sul suo territorio, e quando si ricevono premi di questo livello credo che faccia davvero piacere anche agli atleti stessi, pur se magari ne ricevono tanti, però ci sono premi che fanno la differenza e questo sicuramente è uno di quelli. Mi fa piacere il clima che si crea sempre in questa occasione, un clima che pulsa, il cuore toscano dove c'è grande tradizione di ciclismo. Il prossimo anno sarà terra di mondiali, ce la stiamo mettendo tutta, ma devo dire che tutte le istituzioni stanno lavorando in maniera molto sinergica fra di loro per mettere in campo sicuramente il miglior livello organizzativo possibile, in quanto l'Italia non può mai sfigurare e non si può mai permettere di abbassare la qualità organizzativa. Siamo nella grande Toscana che non aveva mai avuto l'opportunità di organizzare un mondiale, nonostante avesse prodotto, tra virgolette, tanti campioni del ciclismo, in particolare l'ultima generazione, per non parlare di Barta, di Fiorenzo Magni, di Nencini, di Martini, che è stato anche commissario tecnico storia nazionale, per passare da Ballerini e Bettini come ultimi commissari tecnici, ma fior di campioni che veramente hanno segnato gli ultimi mondiali della storia del ciclismo. Cipollini, Bartoli, Casagrande, quando si fa i nomi si sbaglia, Cipollini, per cui credo che la storia del ciclismo italiano sicuramente ha un grosso peso e un grosso livello solo grazie all'attività sia degli atleti che delle organizzazioni toscane, per cui cerchiamo di
mettere in maggiore evidenza questo livello culturale e speriamo che a livello organizzativo di ben figurare, ma ne sono certo. Dario Nardella, vice sindaco di Firenze, ricevere un premio intitolato ad un grande concittadino come Gino Bartali fa sempre piacere. Ormai grande appassionato di ciclismo, Dario Nardella si è scoperto grande appassionato con i mondiali a Firenze. Mondiali che sono ormai alle porte, meno di un anno, ma non solo mondiali di ciclismo a Firenze. Beh sì, io mi sento molto piccolo rispetto alla straordinaria grandezza dell'immagine di Gino Bartali. Considero questo premio come un riconoscimento del lavoro di tutta la città di Firenze per ottenere i mondiali di ciclismo, la tappa del Giro d'Italia, per portare fino in fondo la candidatura per il Tour de France. Posso soltanto ringraziare con un impegno a che tutti questi eventi siano svolti nel migliore dei modi e possano lasciare dei semi sul territorio per dare al ciclismo sempre più vigore, per riportare tanti giovani vicino a questo sport e perché se ne parli sempre meno per i problemi del doping e sempre di più per le grandi opportunità che può dare. I mondiali di ciclismo saranno inoltre anche una leva economica di promozione del turismo e che dire, entro in questa grande famiglia del ciclismo da ultimo, riscoprendo una passione che mi ha anche preso, sapevo pochissimo fino a qualche anno fa. Oggi grazie al ciclismo ho trovato degli amici, persone straordinarie come Alfredo Martini, da cui ho imparato molto e spero di imparare ancora di più. Il ciclismo ha questa grande caratteristica di essere un diario di vite umane straordinarie. Alfredo Martini, Gastone Nencini, Magni e appunto Gino Bartali. Dobbiamo sottolineare questo aspetto perché solo così possiamo avvicinare le nuove generazioni, raccontando le gesta di questi sportivi che prima di essere atleti erano uomini veri. Ormai alla soglia della 40ª edizione il Giglio d'Oro è un premio di riferimento per il mondo ciclistico nazionale ed internazionale. Negli anni è cresciuto, è partito 39 anni fa, siamo con l'ideatore Saverio Carmagnini, anche quest'anno un grande successo, tanti premiati, tanti ospiti, la novità dell'introduzione del Memorial Tommaso Cavorzo all'interno di queste premiazioni, ogni anno il Giglio d'Oro si rinnova. Più che rinnovarsi direi si adegua a quelle che sono le esigenze del momento, perché il fatto che sia stato inserito nella premiazione il Memorial Tommaso Cavorzo sta a significare che è un'attenzione che dobbiamo a questo tipo di avvenimento, ma che lo dobbiamo anche per sottolineare l'attenzione a un problema che esiste che riguarda la sicurezza sulle strade. Credo che noi siamo veramente orgogliosi, onorati di poter accogliere nella premiazione Giglio d'Oro il Memorial Tommaso Cavorzo e quindi sarà proprio un momento da sottolineare da qui in avanti insieme a Marco, il papà, che stiamo davvero collaborando bene per quello che sono le varie occasioni che avremo di stare insieme. Torniamo al Giglio d'Oro, premio miglior professionista Vincenzo Nibali, quest'anno per lui una grande stagione, un grande risultato al Tour de France e ovviamente il Giglio d'Oro gli tributa il massimo riconoscimento per quanto riguarda questo premio. Il nostro è un premio tecnico, un premio a classifica e va a sottolineare in genere il numero 1 della stagione. Il numero della stagione in questo caso è proprio Vincenzo Nibali, che anche a livello internazionale ha fatto risultati importanti. Vincenzo è già la seconda edizione come vittoria della classifica finale e quindi credo che sia uno dei corridori proiettati anche a vincerne altri in seguito, ma quest'anno insomma è stato di gran lunga il numero 1. Devo dire che lo ha seguito nella classifica del Giglio d'Oro, che poi è stato premiato anche come rivelazione dell'anno, questo grande giovane Moreno Moser, che prenderà il premio rivelazione Gastone Nencini, appunto dedicato al grande Gastone, e quindi che Moreno Moser vince la rivelazione. Quindi credo che la classifica del Giglio d'Oro, gli avvenimenti del Giglio d'Oro stanno a sottolineare proprio tutto quello che è l'annata importante legata al ciclismo. Hai sottolineato bene innanzitutto una classifica tecnica, quindi con dei punteggi, quindi un premio che alla fine va a rispettare davvero quelli che sono i valori in campo in maniera oggettiva. Il Giglio d'Oro però non si ferma al premio principale, miglior professionista dell'anno, hai già anticipato il premio miglior rivelazione, c'è anche il premio maglia tricolore di Franco Pellizzotti, uno sguardo al ciclismo internazionale e uno sguardo anche ai giovani. Il Giglio d'Oro racchiude una serie di premiazioni che stanno a sottolineare l'annata. Credo che, come appunto dicevi te prima,
oltre alla classifica finale, alla rivelazione, c'è anche il premio al vincitore del campionato italiano, del Giro d'Italia, il premio internazionale Franco Ballerini e quindi poi il premio Bartali. Questo sta a significare che tutta una serie di appuntamenti che sono fondamentali ma che racchiudono quello che è un po' l'epilogo nazionale. Quello che ci teniamo a dire è che il nostro è un premio che è tutelato da una commissione importante con a capo Alfredo Martini e il commissario della nazionale Paolo Bettini in questo momento, con Lussi accanto, ma è un premio tecnico che racchiude praticamente quello che è i numeri uno a livello nazionale. Questo avviene da sempre e forse l'importanza di questo premio a livello tecnico è dipesa dal fatto che non ha mai sgarrato nell'arco degli anni quello che è stato il risultato dei personaggi del ciclismo. Noi vogliamo che questo premio continui a essere questo, perché sta a sottolineare la tecnicità, sta a sottolineare i numeri uno della stagione e con il Giglio d'Oro riusciamo a sottolineare questo tipo di passaggio. Dobbiamo dire che oltre al Memorial Tommaso Cavorzo che abbiamo inserito dentro c'è anche il premio Sant'Elia che viene dato appunto da Bicisport e quindi che è una commissione del Bicisport stesso sarà ospite della nostra premiazione. Questo oramai avviene da diversi anni, quindi è un completamento importante di quello che vuole essere un percorso dell'anno nell'ambito del ciclismo. E a conclusione c'è anche il premio Gino Bartali, un riconoscimento che quest'anno sarà tributato al vice sindaco di Firenze Dario Nardella per l'impegno proprio profuso per la realizzazione dei mondiali che si svolgeranno ormai tra meno di un anno. Il premio Gino Bartali sottolinea il personaggio o l'avvenimento. Io credo che con questa sottolineatura che viene riconosciuta a Dario Nardella, vice sindaco di Firenze, e anche responsabile della commissione per quanto riguarda poi i mondiali a Firenze, credo che stiamo a sottolineare l'impegno di un avvenimento che il 2013 ci porterà nel nostro territorio e che quindi con il premio Bartali la commissione ha deciso di tributarglielo. Quindi onore a Dario Nardella e comunque l'importanza di aver vinto anche questo premio Gino Bartali delle nostre premiazioni a livello nazionale. Il Giglio d'Oro quest'anno è cresciuto ancora di più, infatti non è solo una premiazione, non è solo un premio, ma è stata anche una gran fondo quest'anno. Sì, il Giglio d'Oro va a completarsi con una serie di avvenimenti che sono stati creati e proprio come avvenimenti aspettando i mondiali, in questo caso aspettando i mondiali ma tutti gli anni aspettando i mondiali, perché sono questi avvenimenti che avvengono nella settimana di settembre e sono 15 giorni prima dei mondiali e sono avvenimenti che c'è una mini gran fondo, un convegno internazionale sullo sport, alimentazione, sicurezza e salute e poi una gran fondo non competitiva ma che comunque raccoglie una serie di appassionati. Credo che abbiamo messo a disposizione dello sport e anche delle manifestazioni l'esperienza di questi 40 anni, perché insomma non è che si deve inventare una gran fondo così, ma vuole essere un momento per stare insieme, ma vuole essere un momento anche per sottolineare gli impegni dello sport ai tanti appassionati che ci sono di ciclismo e davvero sono tanti e un grazie a loro se davvero si parla di ciclismo così tanto. Oltre ad una commissione qualificata guidata proprio da Alfredo Martini, tante le aziende che vi supportano nella realizzazione di questo premio. Come si vede da questo cartello alle mie spalle, come diciamo noi, pedalano insieme a noi in questo progetto perché da soli non si riesce. Non a caso da quest'anno abbiamo istituito un'associazione sportiva che gestisce questo percorso perché è un impegno importante ma vuole essere anche una sottolineatura di un progetto che vogliamo sia portato avanti, un progetto che insieme a Roberto Romiti abbiamo realizzato e che vogliamo che sia la continuazione davvero e la sottolineatura di quello che è il grande mondo del ciclismo. Quindi questi sponsor, questi amici che sono con noi hanno l'opportunità di stare insieme a noi e noi abbiamo l'opportunità di stare insieme a loro cercando di sottolineare quelli che sono gli impegni che anche loro profuggono per noi, insomma, e quindi gli devo un grande grazie. Nel 2013 i mondiali e la 40ª edizione, una coincidenza che dà ancora lustro a questo premio. Delle volte quando si pensa ai 40 anni del Giglio d'Oro è una cosa pazzesca perché sono tanti anni e i mondiali del 2013 a Firenze coincidono proprio con il 40ennale, è una coincidenza che non lo so, non cercata, però va bene in questo modo.